Arrestate la vipera Tamir! E ora, con un altro inaspettato colpo di scena, Tamir Mafrad ecco che viene portato via. Questa Costituzione non è altro che licenza per compagnie petrolifere e interessi stranieri di distruggere mia amata Wadia. Wadia rimarrà una dittatura! No, piantatela. Perché siete tanto antidittatori? Immaginate America come dittatura. Potreste lasciare a 1% di popolo tutta ricchezza di nazione. Potreste fare i vostri amici ricchi più ricchi tagliando loro tasse e pagando cauzione quando perdono il gioco. Potreste ignorare esigenze come salute e istruzione. Vostri media sembrerebbero liberi, ma segretamente controllati da una persona e da sua famiglia. Potreste intercettare telefoni, potreste torturare stranieri prigionieri, potreste avere elezioni truccate, potreste mentire su perché vai a fare guerra. Potreste riempire le prigioni con un gruppo razziale di un certo tipo e nessuno protesterebbe. Potreste usare i media per spaventare il popolo, in modo che appoggi politica che va contro i loro stessi interessi. Lo so che è difficile per voi americani da immaginare, ma provateci, dai. Vi dico io che cos'è democrazia. Democrazia è la cosa peggiore. Tutti parlano e ascoltano qualunque stupida opinione. E conta il voto proprio di tutti, pure se è invalido, nero o femmina anche. Democrazia? Democrazia ha ascelle pelose e qualche chilo di troppo. Democrazia sembra nano da giardino con capelli finti. Democrazia ti bacia perché le va di farlo, non perché suo padre è nella stanza accanto, incatenato a radiatore con elettrodi attaccati ai suoi capezzoli. Democrazia è difettosa! Si sa che non è perfetta! Ma democrazia... Ti amo. Ed ecco perché io chiedo una vera democrazia, una vera Costituzione e vere elezioni a Wadia! Jacques Nun Wadia! Iniziamo ricordando i meravigliosi eventi dello scorso anno. Nelle prime libere elezioni di Wadia, il presidente primo ministro ammiraglio generale Al-Adin ha vinto con il 98,8% dei voti.